Le 7:22 del 13 maggio 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica mattutina di Cittadella alla radio e Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno a Piero Caffio che guida la parte tecnica. Insieme fino alle 9 come sempre vi terremo compagnia e vi racconteremo ciò che è necessario conoscere del nostro territorio per affrontare questa giornata in maniera sempre più consapevole. Naturalmente anche oggi in apertura un ampio spazio sarà dedicato all'omicidio di Bakary Sacco e come sapete ieri mattina la conferenza stampa degli inquirenti, dei magistrati e del dirigente della squadra mobile dopo i 5 fermi fatti nelle ore precedenti in Civitavecchia, 4 minorenni, un maggiorenne a comporre la baby gang che è accusata dell'omicidio del 35enne del Mali, ma c'è un colpo di scena, c'è un sesto membro della gang che al momento non è stato identificato e che i poliziotti stanno cercando. Vi racconteremo i dettagli più avanti nel corso della nostra puntata e ascolteremo anche le voci di Daniela Putignano, procuratrice dei minori, che ha raccontato come il fenomeno dei giovani armati, sì, minori armati, è praticamente ormai più che diffuso. E poi ascolteremo la voce di Don Emanuele Ferro, parroco della Civitavecchia, che ha espresso grande dolore sui social per quello che è accaduto, ma ha detto: non puntate il dito contro l'isola. E poi non parleremo naturalmente solo di questa storia, ce ne andremo in giro per i nostri quartieri, andremo a San Vito oggi a raccontarvi di Praia a Mare, l'eterna incompiuta, bonifiche e lavori che da tempo devono essere portati a termine, invece quell'area rimane ancora interdetta alla fruibilità, uno degli angoli più belli della città di Taranto. Chiuderemo con il Taranto Ecoforum 2026, continuiamo a conoscere i partner dell'appuntamento in programma per i prossimi giorni qui di maggio. Oggi avremo con noi Lorenzo Spinosa, ingegnere, area manager di dell'area Safety Solution Specialist di Puma Project, uno dei partner dell'evento, e cercheremo di capire non solo la scelta del matrimonio con TEF, ma anche il contributo che Puma apporterà a questa edizione. Insomma, questo e tanto altro oggi su questa puntata di Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando restate con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maya. L'oroscopo di Maya. Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno,
La giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato insomma la voce e i consigli delle stelle. Adesso invece noi torniamo qui sulla Terra e alziamo la saracinesca della nostra edicola virtuale, diamo uno sguardo alle principali testate in edicola, come Corriere del Mezzogiorno che dedica l'apertura alla cronaca di Taranto. Mandato via dal bar dove si era rifugiato, ma li hanno ucciso, il mistero del movente. Ai ragazzini fermati non contestato per ora l'odio razziale, provengono tutti da famiglie disagiate, scrive il collega Cesare Bechis, che poi racconta anche di Don Emanuele, il parroco, provo vergogna, Bitetti intanto chiama Piantedosi. Al centro della pagina invece un'altra inchiesta, quella che coinvolge una nota famiglia di Bari, sequestri e accuse ai Matarrese, bancarotta fraudolenta, richiesta d'arresto per l'ex deputato Salvatore, lo zio Amato, IPM, 7 milioni di imposte non versate per autofinanziarsi e tra i 14 indagati c'è anche l'ex presidente della FIGC. E andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre con l'edizione nazionale con la storia di Taranto. Il titolo è "Ucciso un indifeso. Taranto, migrante ammazzato, caccia al sesto complice. La procuratrice Pontassuglia, la baby gang alla ricerca di chi colpire". Si parla sulla Gazzetta anche dell'inchiesta di Bari, bancarotta, chiesto l'arresto per Amato e Salvatore Matarrese. E infine un'altra inchiesta che arriva da Scanzano, ritrovato senza vita il camionista scomparso, giallo a Scanzano, inchiesta per omicidio. Sono le 7:30, tra un po' vi leggiamo tutti gli altri quotidiani, ma adesso c'è la New Hit. Bossa nostra, con calma, diciamo, anche se è ancora presto, però bisogna sciogliere la lingua ogni tanto. E la nostra New Hit, e adesso invece continuiamo a guardare nella nostra edicola virtuale. Dopo Corriere Gazzetta, l'apertura dell'edicola è dedicata a un'operazione che si chiama Groundwater a Molfetta, disastro ambientale, inquinate le falde in zona Asi. Sigillia 17 aziende e amministrazioni giudiziarie, altre 5 sottoposte a sequestro parziale, bloccati 11 sistemi di pozzi disperdenti e 72 persone indagate. Insomma una storia davvero molto molto complicata. Di spalla invece l'altra cronaca, la baby gang ha ucciso senza motivo in 4 minuti. E poi all'interno della pagina si parla anche di ex Ilva, nuovo allarme sicurezza lanciato dai sindacati. Andiamo a dare invece un'occhiata adesso al quotidiano di Puglia. L'assassino aveva 2 pistole. Il branco e la notte per uccidere, la procuratrice e il titolare del bar non ha chiesto aiuto, il dolore per Bacari. La storia, i dettagli emersi tra le carte e i racconti della conferenza stampa di ieri, raccontati sul quotidiano di Puglia dai colleghi Mario Di Liberto e Alessio Pignatelli. Al centro della pagina invece l'Italia meno legato all'estero con ex Ilva, le previsioni di Siderweb, il nodo riconversione dell'impianto. Si parla poi anche di trasporti, treni, la Puglia ancora isolata, il caos all'inizio dell'estate, stop al Bari-Napoli, Bari-Napoli-Roma dal 10 al 30 di giugno. Insomma, buone notizie come al solito. Chiudiamo anche con l'economia locale. Ora il Primitivo sbarca in Cina, avanti tutta sui mercati esteri, da domenica 4 tappe a Shanghai.
Questo è quello che troverete, questa mattina sui quotidiani locali e regionali, ma non solo. Adesso cominciamo invece i nostri approfondimenti. Torniamo a parlare dell'omicidio di Sacco, facciamo con una novità, un colpo di scena delle indagini. Sono 6 i membri del gruppo, 5 sono già stati fermati, ora invece gli inquirenti cercano l'ultimo. If con Buona Domenica apre il nostro primo spazio dedicato all'approfondimento, dedicato anche questa mattina ovviamente alla cronaca e a questa tragedia avvenuta nella città vecchia all'alba del 9 maggio, di sabato 9 maggio. Una baby gang che ha fermato, circondato, malmenato e poi ucciso il 35enne originario del Mali Bakary Sacco, e adesso c'è una svolta nelle indagini, una novità che arriva dalle carte dell'inchiesta, e cioè caccia al 6º componente della baby gang. Come sapete c'è un arresto, un maggiorenne fermato, altri 4 minorenni, ma non sono affatto finite le indagini sull'omicidio, e i fermi non eseguiti nel pomeriggio di lunedì dalla squadra mobile sono stati solo il primo passo verso la chiusura completa del cerchio. I poliziotti, guidati dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dalla Procura di Taranto e dalla Procura dei minori, in realtà stanno adesso lavorando per identificare un 6º uomo che è presente all'interno delle immagini di videosorveglianza e che non è stato ancora identificato. Stando a quanto si è appreso, si tratterebbe di una persona maggiorenne, e al momento non è chiaro quale sia stato in realtà il suo vero ruolo, se abbia avuto una partecipazione attiva o meno nella dinamica dell'omicidio. Un omicidio che ieri mattina è stato illustrato, spiegato, anche commentato in qualche modo dagli inquirenti di Taranto, dalla procuratrice Pontassuglia che era alla conferenza stampa insieme con la sostituta Paola Francesca Ranieri, che è titolare del fascicolo, insieme poi alla procuratrice dei minori Daniela Putignano. Ieri abbiamo raccolto anche le dichiarazioni non solo dei magistrati, ma anche l'analisi del contesto in cui questo delitto è avvenuto. Vi lascio con le parole di Deborah Notarnicola. Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sud-sahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un 15enne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso, che ha confessato, ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica. In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile l'elevazione del livello di attenzione. Abbiamo 2 situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire. L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi. Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
Insomma, come detto, l'indagine è ancora all'inizio, tante ancora gli aspetti da definire, insomma, e quindi anche delle accuse da muovere nei confronti di quelli arrestati, ma anche di altre persone coinvolte nella vicenda. Tra un po' ascolteremo invece le parole di Don Emanuele Ferro, che ieri ha chiamato a raccolta la parte sana della città a San Cataldo per una veglia di preghiera in ricordo di Bacari Sacco. Ne parliamo tra poco. Adesso invece vi lasciamo in compagnia un po' della musica. C'è Paola Iezzi e la sua è la stessa direzione. Che carica i Van Halen con Jump, il nostro rewind alle 7.54. E insomma serve anche un po' di carica per affrontare i temi che stiamo, come dire, raccontando anche questa mattina. Ieri sera, parliamo in particolare dell'omicidio di Bacari Sacco. Ieri sera alla cattedrale la veglia di preghiera organizzata dal parroco della città vecchia, Don Emanuele Ferro, che insomma ieri ha usato parole davvero forti. Ieri ha detto: è un orrore quello che è accaduto, sono sconvolto, la prima emozione è stata quella della vergogna, un senso di grande nudità e inadeguatezza, ma vi assicuro un senso profondamente umano che condivido con voi, perché tutti insieme possiamo far riaffiorare l'umanità, l'essere uomini, donne vulnerabili, bisognosi gli uni degli altri. Prima ancora che l'indignazione, il giudizio, la ricerca delle risposte, credo sia necessario abbassare la testa per Sacco, ha detto il parroco. E proprio Don Emanuele ieri mattina era stato raggiunto dalla nostra Valentina Castellaneta, che lo ha intervistato e ha comunque voluto chiedere di non puntare il dito sulla città vecchia. Ascoltate. Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Sacco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città, un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità. C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente. Don Emanuele Ferro, parroco della città vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio, e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda. La mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della città vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità. C'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui. Però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione. La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto. Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene, e l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano, l'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà.
ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, a testa bassa si riprende a lavorare, guardando in faccia alla realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo. Evidentemente sì, evidentemente la voce di Don Emanuele è particolarmente autorevole rispetto alla città vecchia, la sua conoscenza profonda, come ha detto lui stesso, da parte alla parte buona dell'isola non bisogna puntare il dito. E come vivono i cittadini della città vecchia questo ennesimo stigma? Ve lo facciamo ascoltare tra pochissimo. Adesso ci fermiamo per un po' di musica e poi il giornale radio. Vi lasciamo in compagnia di Cioffi, Noemi e di farfalle, chissà, forse le stesse che aveva Saku Bakari nello stomaco mentre andava a lavorare. House alle 8:10. Siamo tornati in diretta, seconda ora di Buongiorno Taranto qui su Cittadella, e stiamo parlando anche questa mattina del delitto di Piazza Fontana, quello del 9 maggio in cui ha perso la vita il 35enne originario del Mali, Bakari Saku, e abbiamo ascoltato le parole di profondo dolore del parroco della città vecchia, Don Emanuele Ferro, che però ha detto: non puntate il dito contro la città vecchia, c'è una parte sana che non merita tutto questo. Che ne pensano di questo ennesimo stigma che si rischia nell'isola, gli abitanti e coloro che vivono tutti i giorni nella città vecchia? Lo ha chiesto nei vicoli la nostra Federica Pompamea. Sicuramente c'è molto sconforto nel sentire notizie del genere, soprattutto pensando che sono dei nostri coetanei a commettere reati del genere. Una società giovanile che è capace, purtroppo è capace di compiere questi atti gravi. E sicuramente spaventa anche il fatto di camminare anche al giorno, alla luce del giorno, in mezzo alla strada da soli. Per me è stato veramente scandaloso una cosa del genere, soprattutto in Piazza Fontana, qui a fianco praticamente all'università dove studio giurisprudenza. Sono le voci dei futuri uomini e donne della giustizia che, di fronte alla notizia dei 5 arresti disposti dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Saku Bakari, di cui 4 minori e un maggiorenne, si sentono impotenti, spaesati e soprattutto spaventati. Può lasciare soltanto profonda delusione, ecco. Il mondo è molto cambiato e quindi è facile che questi ragazzi accedano a magari contenuti d'odio, a istigazioni e a questo tipo di dinamiche. C'è sicuramente un odio infondato dato dall'ignoranza che purtroppo regna in questo quartiere, cioè la città vecchia. E soprattutto, diciamo, vedere che la vittima è comunque stato un uomo onesto che semplicemente stava andando a lavorare. Il problema è che è comunque un paese che è pieno di persone ignoranti e puntiamo sempre il dito contro quelli che non fanno nulla, o magari tendiamo sempre a generalizzare tutti o tutto, però poi magari quando incontriamo delle persone oneste non sappiamo neanche riconoscerle. Questo è il problema dell'ignoranza che circonda questo paese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, è stato un ragazzo di 15 anni a colpire all'addome Bakari, uccidendolo. Ed è proprio questo particolare che ha scosso le coscienze non solo dei giovani, ma di tutta la comunità tarantina, che, consapevole della fragile realtà sociale della città vecchia, chiede a gran voce l'intervento delle istituzioni. Questa è una triste realtà, che la gioventù fa queste cose e nessuno fa niente perché tutto giustifica. Non spetta a me sicuramente dire il perché di queste situazioni, però noi abbiamo la responsabilità di rieducare questa società e soprattutto di prenderci cura dei nostri giovani. Ci vogliono delle figure che affianchino questi ragazzi, che li seguano affinché appunto ricevano un'adeguata educazione. Appunto il ruolo delle istituzioni qui è importante. Insomma, una comunità che non vuole restare ferma a guardare, ma che cerca disperatamente di essere ascoltata e aiutata per uscire da una condizione sociale e culturale segnata dalle ferite del passato che ancora oggi continuano a bruciare e che, se non ricucite, possono compromettere il futuro della città di Taranto. E ieri, a proposito di cose da fare o cose da non fare, la procuratrice Pontassuglia ha evidenziato che c'è una povertà
educativa significativa, che non serve aumentare le pene, che non serve abbassare l'età imputabile, non servono i decreti sicurezza, servono probabilmente una serie di testimonianze, forse anche quella di far cambiare la testa degli italiani, ha detto la procuratrice. Se fossimo tutti un po' più accoglienti, forse questi fatti non avverrebbero. Ci fermiamo un attimo per un po' di musica e poi ancora qui su Cittadella a parlare di quello che succede nel territorio di Taranto. Vi lasciamo con Fra Quintale, Aranciata. Jamiroquai, il nostro rewind alle 8:26, mentre ce ne andiamo a San Vito, nella borgata di Taranto, a passeggiare prima di arrivare a Viale del Tramonto, sempre costeggiando il mare, a Praia a Mare, uno degli angoli più carini, suggestivi della città, ma purtroppo da troppo tempo lasciata in uno strato di semi-abbandono, nel senso che sembrano esserci segnali di recupero e di cantieri che partono e poi non si arriva a nulla. Ci racconta tutto Valentina Castellaneta. Su Praia a Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure oggi questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a 2 passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco. Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia a Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di scarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti. L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del Ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che a specie di un parco i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco. L'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventata una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia. Inizia il periodo per noi molto complicato e anche siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi. E speriamo che qualcuno si muova, qualcuno che cerchi di dare un futuro a questa area di Taranto. Noi invece alle 8:30 ci fermiamo un attimo, è il tempo della New Hit, e poi torniamo qui su Cittadella. È la nostra New Hit delle 8:30, e adesso è il momento invece di parlare di trasporti, perché lo avete sentito stamattina durante la rassegna stampa, lo stop dal treno che da Bari porta a Napoli e quindi anche a Roma. La Puglia continua a essere in parte isolata a singhiozzi, mettiamola così, e altri 20 giorni
di mancati collegamenti, e quindi torna prepotente la necessità di avere anche dei voli civili. Taranto ha diritto ai voli civili e alla continuità territoriale, ha detto il parlamentare, il senatore Mario Turco. Una netta posizione del vicepresidente del 5 Stelle. Secondo Turco, il territorio tarantino continua da anni a essere escluso da una reale pianificazione dei collegamenti civili, nonostante le potenzialità strategiche dello scalo. Da anni il territorio assiste alla solita sequenza di annunci su cargo, spazioporto, voli suborbitali e scenari futuristici, mentre cittadini, imprese e lavoratori continuano a essere privati di un diritto fondamentale, quale per esempio la mobilità, ha dichiarato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Nel mirino del senatore ci sono sia il governo che la regione Puglia, accusati di non aver costruito una strategia concreta per garantire collegamenti stabili con il resto del paese. Sono anni che in qualche modo si parla di voli civili dall'aeroporto Grottaglie, Arlotta di Grottaglie. Il punto è che è come se non ci fosse una domanda sufficiente per rendere allettante per una compagnia aerea un volo del genere. Ci sono sicuramente anche degli interessi che insomma cercano in qualche modo di mantenere Bari e Brindisi. La speranza ora è che il nuovo soggetto che sta nascendo, che si chiama Puglia Sky, o almeno insomma nelle idee di una parte degli imprenditori, era quello di costruire una compagnia battente bandiera pugliese, si direbbe, che in qualche modo permetta non solo di ampliare i collegamenti ma anche di ridurre i prezzi per arrivare in Puglia, perché insomma nei periodi caldi le cifre sono davvero irraggiungibili, inenarrabili. Vedremo come andrà a finire, naturalmente vi terremo informati. Adesso però ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo vi raccontiamo ancora la cronaca che arriva dal nostro territorio, poi ci concentreremo anche sul Taranto Eco Forum. Oggi avremo con noi la Puma Project, ce la racconterà l'ingegner Alessandro Spinosa, uno dei manager del gruppo, ci racconterà il perché di questo matrimonio. Rischi roll, e adesso invece noi torniamo a vedere cosa si rischia invece a San Vito. Restiamo dalle parti di Praia Mare, ma nell'altro versante del Capo. Diamo uno sguardo a tutta quella zona vicino al faro, in cui l'erosione costiera ha sostanzialmente anche proprio mangiato la strada e creando difficoltà anche per il passaggio dei mezzi pubblici. Una soluzione però è stata trovata e ce lo racconta ancora Valentina Castellaneta. Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato: gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa: deviare il percorso su via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione: addio ai bus da 12 metri, arrivano minibus da 9 metri più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare. E speriamo davvero di essere pronti anche nella borgata di San Vito in vista dell'estate. E adesso noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo è il momento di parlare di Taranto Eco Forum, l'evento del 20-21 maggio a Taranto, anche la Puma Project. Conosceremo tra pochissimo l'ingegner Spinosa. 8.50 il nostro rewind. 62 anni il prossimo 26 maggio, portati, come dire, divinamente. Quando se mi avessero chiesto che cosa vuoi fare da grande, avrei detto
basta essere come Lenny Kravitz. Ora invece torniamo a parlare di altro, parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026. A Taranto stiamo imparando a conoscere i partner di questo progetto e questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella all'ingegner Lorenzo Spinosa, area manager di Safety Solution Specialist della società Puma Project. Buongiorno e ben trovato, ingegnere, come sta? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Bene, come trovo lei invece? Ma trovo la sua voce bella squillante, diciamo, su questo non c'è dubbio. Qui tutto bene, insomma, siamo alla fine della puntata, ma insomma teniamo botta. Allora, veniamo a noi. Puma Project si occupa da quasi 20 anni anzi lei si occupa da quasi 20 anni della divisione sicurezza della società, e quindi diciamo vogliamo chiederle, prima di conoscere un po' di più la Puma, che giusto lo dico sinteticamente è una realtà italiana specializzata nella sicurezza industriale, manutenzione tecnica, soluzioni innovative per gli impianti industriali complessi. Ecco, che cosa vi ha spinto a confermare, diciamo, questo matrimonio, questo binomio con Taranto Eco Forum dopo l'esperienza dello scorso anno? Ovviamente Taranto Eco Forum è un'iniziativa che mette insieme tante bellissime idee rivolte all'ambiente, rivolte all'innovazione tecnologica, rivolte alla sicurezza che ovviamente ci vede coinvolti in primo piano, rivolto ovviamente mi riferisco ovviamente alla sicurezza degli ambienti di lavoro industriali. Sono tanti anni che noi ci occupiamo proprio di questo argomento, guardando quelle che sono le indicazioni che vengono date nel decreto legislativo 81 e poi con le varie attuazioni e i riferimenti normativi che troviamo nelle norme tecniche, quindi nelle CEI, nelle linee N, nelle DIN e così via. Chiaramente il TEF è un momento anche per noi per fare sinergia, per fare squadra con altre società, andare quindi a portare la cultura della sicurezza nella grande industria. Perché? Perché è possibile ridurre gli incidenti, sia quelli piccoli, quelli medi e anche quelli purtroppo mortali. Facendo cosa? Facendo prevenzione, quindi andando ad attenzionare quelli che sono gli aspetti che a volte vengono, non dico trascurati, ma anche semplicemente sottovalutati, immagino. A volte quelle che sono criticità le consideriamo, diciamo, piccolezze, e poi purtroppo quello che accade invece ci riporta tristemente alla realtà, magari. Esatto, perché ovviamente negli grandi impianti industriali ci si concentra su eventi, o meglio, si lavora per scongiurare certi eventi catastrofici, no? Mi riferisco al grande sversamento ambientale o piuttosto che l'esplosione, gli scoppi, gli incendi. Bene, però in realtà andando a guardare poi quelle che sono le classifiche dell'INAIL piuttosto che le infermerie, sono piene anche di piccoli incidenti, ok? Quindi la scivolata dalle scale piuttosto che l'operazione compiuta dall'operatore in maniera sbagliata perché magari l'impianto non era correttamente identificato, la caduta di oggetti dall'alto. Quindi sono anche piccoli incidenti e medi incidenti che oggi abbiamo le tecnologie, le possibilità, le procedure e tutto quanto per eliminare, non ridurre, ma eliminare quel tipo di incidenti. E noi ci occupiamo proprio di questo. E allora le chiedo, ingegnere, come dire, avete nell'esperienza dell'anno scorso, immagino, già trovato una serie anche di proprio incontri, parlando di realtà aziendali, perché poi in qualche modo queste esperienze sono anche una sorta di speed date, dico, cioè di storie d'amore tra aziende che seguono lo stesso percorso, in qualche modo si incontrano e cominciano a camminare insieme. Siete riusciti a trovare, diciamo, qualcosa che vi abbia aiutato a crescere e diciamo cosa avete ricevuto dal TEF? Poi le chiederò anche, diciamo, quale contributo portate a questa edizione. Sì, allora l'anno scorso per noi è stato anche un anno importante perché ha dato la possibilità di incontrare Eni che come gruppo già non collaborassimo, ma in un progetto nuovo
sviluppato da Eni, che noi abbiamo sposato, che è quella del monitoraggio in continuo delle perdite di metano, le fugitive emission di metano sugli impianti industriali. Quindi è stata una cosa per noi, un'innovazione tecnologica che abbiamo sposato e che stiamo portando avanti quindi in maniera molto interessante con loro. Sì. Beh, è un bel percorso. Ecco, quest'anno invece nel 2026 qual è il contributo che Puma Project intende donare ai partner e a tutti coloro che non solo fanno parte dell'organizzazione, ma anche chi in qualche modo da semplice cittadino come me verrà a vivere questi giorni di esperienza e anche di formazione? Quello che sarà il contributo che noi cercheremo di portare sarà sempre quello rivolto alla sicurezza, come dicevo prima, industriale, ma che possiamo applicare anche in ambiti civili. Mi riferisco ad esempio all'eliminazione della caduta dalle scale. Ecco, delle 3 cause di infortunio secondo le statistiche dell'INAIL. Abbiamo delle soluzioni che permettono. Le scale gradino, sì. Wow. Percorriamo tutti quotidianamente, quindi ci sono delle soluzioni che vanno ben oltre la semplice fascetta ovviamente adesiva, sì, certo. Che un po' conosciamo un po' tutti. Ci sono delle soluzioni che possiamo andare ad applicare sulle scale senza modificarle, ma così come anche soluzioni per eliminare lo sforzo nella manovra delle valvole manuali. Quindi ci sono in realtà tanti argomenti che vorremmo portare, non ultimo la progettazione e l'installazione di linee vita anticaduta dall'alto. Chi ha un tetto a falda, per dire, magari pensa di installare un impianto fotovoltaico, bene signori, è meglio installare prima una linea vita anticaduta, perché altrimenti durante la manutenzione dei pannelli fotovoltaici ci si potrebbe far male. E allora quindi, non resta che aspettare a questo punto il 21 e 22 maggio il Taranto Eco Forum. Spinosa, abbiamo già per caso un'idea di quando avete uno speech, una data programmata già nel calendario? Sì, 21, sì, assolutamente abbiamo questo incontro, questa tavola rotonda, parteciperemo a questa tavola rotonda con grande entusiasmo. Allora devo dire che insomma un'idea la vengo a fare, secondo me ci sono un sacco di spunti per scrivere un sacco di roba giornalisticamente interessante. Grazie davvero all'ingegner Alessandro Spinosa di Puma Project per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Arrivederci. Ultimi minuti insieme, anzi no, ultimi secondi, giusto il tempo di salutare e di ricordarvi 2 cose fondamentali. La prima è che potete inviarci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it o via WhatsApp al 339 680 6868. Mi raccomando, corredateli di video, foto, spiegazioni, audio, insomma tutto quello che può servire a comprendere la problematica e a farcela valutare in redazione. Poi naturalmente vi daremo conto di quello che siamo riusciti a scoprire. La seconda è che l'appuntamento per le 14 sul canale 94 con il TG di Cittadella. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Ci vediamo domani dalle 7 alle 9. Domani finirà la settimana per il sottoscritto, perché venerdì non ci sarò e insomma qualcuno mi sostituirà, ma Cittadella sarà sempre qui. A domani!